Fatture per operazioni inesistenti emesse nei confronti di società assegnatarie di appalti pubblici per la manutenzione delle linee ferroviarie e metropolitane nazionali e una gestione truffaldina della manodopera. Si muovevano così le ditte riconducibili a un'associazione criminale di matrice 'ndranghetista al centro dell'inchiesta condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Milano, che ha portato nelle scorse ore a 8 arresti tra le province di Verona, Lodi e Crotone. Sono stati i finanzieri dei comandi provinciali dei due centri, Veneto e Lombardo, insieme al GICO di Catanzaro, a eseguire l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Milano. In carcere 2 degli arrestati, ai domiciliari gli altri 6. Per alcuni è stata riconosciuta l'aggravante dell'aver agevolato la cosca Arena Nicosia. La Guardia di Finanza ha ricostruito numerose operazioni commerciali eseguite dai membri di una famiglia calabrese che da anni si erano stabiliti tra Verona e Lodi. Operazioni messe in atto attraverso una serie di imprese, alcune delle quali già destinatarie di provvedimenti interdittivi antimafia. 'Ndrangheta inserita nei cantieri ferroviari nazionali, quindi bancarotta fraudolenta, false fatturazioni, evasione fiscale e riciclaggio, le accuse contestate a vario titolo, insieme al sequestro di beni per 2 milioni e mezzo di euro, quote societarie, immobili, mezzi di trasporto e conti correnti, anche la percezione del tutto illegittima di contributi per quasi 1 milione di euro derivanti dal Fondo europeo per lo sviluppo rurale.